Prendi sempre spunti dai detti siciliani, in questo caso Calate Juncu che passa la china. Oggi casting però dove si girerà il corto? Si girerà sempre qui a Paceco, nella zona Timpone Sole, qua che il signor Di Bella mette a disposizione. È un cortometraggio che riguarda gli anni 45-50 in Sicilia, quindi dopo la guerra, dove c'era appunto, si parlava di panica tessera, quindi c'era un po' di fame. Inizierà in una quinta elementare di Paceco e poi ci saranno delle scene nella chiesa madre di Paceco e poi per tutto gireremo sugli antichi mestieri, molto bello comunque come cortometraggio. Lei si presterà, diciamo, ad aiutare Giovanni nella stesura di questo corto. Senza dubbio mi ha affascinato la proposta che lui, venendo a trovarmi in campagna, mi ha fatto. Allora così, in un batter d'occhio, io pensando quello che lui voleva realizzare, che è un bel modo come mostrare il nostro territorio. I periodi che erano abbastanza critici, post bellici, quindi che andava, a quanto pare va dal 43 in poi, va bene, periodi dove la gente lavorava sodo e nello stesso tempo c'era la fame che la si tagliava con un coltello. E allora, parlandomi di quello che lui voleva realizzare, io ho proposto di venire a visitare un pochettino questi luoghi. E appena il signor Pollina ha visto, si è subito, come detto, come si suol dire, innamorato, in quanto è un luogo particolare, è un luogo intanto naturalisticamente a noi ci arrivano tanti di quegli animali strani, strani nel senso che non si vedono tutti i giorni, l'istrice, perché siamo circa 1,5 km da Paceco, per cui in periferia di Paceco. Il luogo è un bel promontorio dove ci consente di guardare il mare, le isole, Trapani, Paceco, Erice, Valderice. Sono dei caseggiati diroccati, dei caseggiati antichi, per cui si presta molto a girare questo periodo storico, diciamo, che lui vuole realizzare in questo cortometraggio. Quando saranno le riprese per questo corto? E guarda, il periodo, la data ufficiale uscirà verso tra fine febbraio e la prima settimana di marzo. Quindi aspettiamo l'arrivo dell'anno nuovo. Aspettiamo l'anno nuovo che ci porta bene, come sempre.